un bel applauso al nostro amico Venanzioro da Boston, che viene sempre anche al Gran Premio Nuvolari. Mille Miglia è un marchio fra i più importanti al mondo, abbiamo qua 2000 giornalisti che arrivano da tutto il mondo, oltre 435 auto che passano per Mantova. Oltre che offrire uno spettacolo straordinario a tutti presenti in piazza, è anche un momento di grande promozione per le nostre bellezze culturali in tutto il mondo. Una lancia carrozzata scoperta. Un'edizione molto fortunata perché è stata favorita dal bel tempo, una partecipazione straordinaria, ma devo dire un hospitality alla piazza Sordello di Mantova con una cornice veramente emozionante. Belle macchine e bella la nostra città. E stiamo distribuendo tutti i dépliant del Museo Tazio Nuvolari che invitiamo tutti a venire a visitare perché è un gioiello e il nome di Nuvolari porterà nell'Expo 2015 il nome della nostra città e del Gran Premio Nuvolari a livello europeo e internazionale. Figlio d'arte, il suo papà Vittorio ha vinto la 1000 miglia nell'83. Questa è una grande giornata per noi e siamo entusiasti di partecipare alla manifestazione e collaborare anche nel ricevimento a Mantova di queste grandi macchine, grandi personaggi e siamo orgogliosi di rappresentare l'AMA Stazio Nuvolari e di essere partecipi a questa festa popolare di Mantova. Noi finalmente dopo 8 anni siamo riusciti ad avere il Piazza Sordello a Mantova e in questa occasione abbiamo avuto anche la fortuna del passaggio della 1000 miglia che per noi è stato una cosa fantastica. Abbiamo equipaggi che vengono da tutta Europa, dalla Svezia, dalla Finlandia, dal Lussemburgo. Abbiamo tutte le vetture dalla prima C1 che è stata fatta nel 1953, la C2, la C3, poi abbiamo la C4, la C5 e la C6 e l'ultima che ancora in Europa deve essere importata, la C7 che viene direttamente dagli Stati Uniti d'America. Motori da 7000 cilindrata con 5 e 600 cavalli.